Ci sono atmosfere che solo il genio italiano ha saputo creare. La bellezza qui ti sorprende a ogni sguardo. Scorci sempre nuovi e originali trasformano i luoghi in simboli di autentica eleganza e stile, dove arte e design rivelano tutta la loro grandezza. In Italia, lo straordinario è normale, la meraviglia è emozione quotidiana. Il talento qui lo ritrovi ovunque, nella perfezione dei gesti, nella raffinatezza del gusto e naturalmente nell'armonia dei sapori. Eh sì, lo stile di vita italiano è conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. Ma oggi vogliamo raccontare un altro capitolo di questa grande storia. C'è una terra unica, fatta di seduzione e complicità, dove innovazione ed eccellenza si sposano con semplicità e tradizione. E proprio in questa terra da sogno, il genio italiano ha inventato il Prosecco Doc. Ideale per incontrarsi e riconoscersi al primo sguardo. Cuore e creatività made in Italy, perfetto nei profumi e nel sapore. E con un segreto: essere geniale. Prosecco Doc, Italian Genio. Siamo giunti al termine di questa semifinale. Se volete venire anche un po' più avanti, che siamo qui così, insomma, stiamo un attimo sotto le luci del palco, no? Prima dell'annuncio ufficiale dei semifinalisti di questa 33esima edizione del concorso, chiamo sul palco l'assessore alla cultura Antonella Uliana. E procediamo con l'assegnazione delle borse di studio della prima prova. La borsa di studio per il semifinalista più giovane offerta dall'Ascom di Vittorio Veneto è stata vinta da Francesco Papa. Consegna il premio il vicepresidente Ascom Michele Paludetti. Ecco, mettiamoci per le foto di rito. Grazie, complimenti. La borsa di studio per la migliore interpretazione in prima prova di Bach, offerta dal Comune di Vittorio Veneto, è stata vinta da Annika Stark, concorrente proveniente dalla Germania. Consegna il premio l'assessore Antonella Uliana. Complimenti, grazie ancora. La borsa di studio per la migliore interpretazione in seconda prova della sonata, offerta da Confartigianato di Vittorio Veneto, è stata vinta da Francesco Papa.
E consegna il premio il vicepresidente Corrado Bagliana. Grazie ancora. Complimenti di nuovo. La borsa di studio per la migliore interpretazione in seconda prova di Incantation, offerta dall'Associazione Vittorio Eventi, è stata vinta da Eva Ter Sarkisova e consegna il premio alla presidente dell'Associazione Stefania Bett. Grazie. E concludiamo spiegando che la borsa di studio intitolata Enza Ferrari, al miglior duo che si è esibito in seconda prova, non è stata assegnata. E quindi io chiedo appunto alla giuria e all'assessore di rimanere qui sul palco perché adesso annunciamo i finalisti. Ricordo che il concerto per la finale della 33esima edizione del concorso di violino Città di Vittorio Veneto, Premio Internazionale Prosecco Doc, sarà domani qui al Teatro da Ponte alle ore 17 e vede la partecipazione dell'orchestra formata... Domenica, scusate, avete ragione, domenica. E vede la partecipazione dell'orchestra formata da Gli Archi della Scala e da strumentisti dell'Orchestra Sinfonica della RAI diretti da David Coleman. Domenica alle 17 qui al Teatro da Ponte, finale. Ed ecco dunque i nomi dei finalisti. Francesco Papa, Magdalena Sibniewski, ed Eva Ter Sarkisova. Quindi sentiremo questi tre giovani talenti domenica e con i nomi dei finalisti noi vi salutiamo e vi diamo appunto appuntamento a domenica per la finale del 33esimo concorso di violino Città di Vittorio Veneto, Premio Internazionale Prosecco Doc. Grazie di averci seguito e fatto compagnia sia in presenza che online e buona serata. Grazie.